La soluzione a dei problemi che in realtà, a parte che la Sardegna neanche li ha, perché l'elettricità l'abbiamo tutta, abbiamo anche il vento, abbiamo tante cose che ci aiutano a non avere bisogno. Però ci dicono anche questo, ci sono le industrie della chimica, prima o poi chiuderanno, perché non mettiamo il nucleare? Sarà una cosa bella per tutti. Ce lo raccontano questa cosa come se fosse un'occasione di lavoro, magari anche perché nella costruzione delle centrali avremo centinaia di muratori che dovranno fare qualche cosa, poi penseranno che la gestione è importante e che bisogna fare cose di questo tipo. Io vi dico che questa è tutta una grande bugia, forse la più grande che vi raccontano, perché il nucleare non sostituirà mai come numero di occupati, per esempio, quelli della chimica. Noi finiremo col vedere, fra qualche anno vedrete, le ultime aziende della chimica in Sardegna verranno chiuse perché non sono redditizie, perché non hanno futuro e perché inquinano sotto tanti punti di vista. Allora quello che capiterà è che diranno: va bene, mettiamo il nucleare come se fosse un'alternativa. Poi invece scoprirete, per esempio, che anche solo per fare una cosa semplice come le pulizie in una centrale nucleare, sapete che bisogna avere una laurea praticamente, bisogna essere preparatissimi, perché ci sono tanti di quei rischi che ci vuole veramente preparazione. Allora che cosa andranno a raccontare? Immaginatevi chi faceva prima l'operaio, chi faceva il pastore, chi faceva l'agricoltore, potrà diventare da un giorno all'altro un esperto di materie nucleari e andare a lavorare in una centrale nucleare? Evidentemente no, avremo tanti stranieri che arriveranno per lavorare nelle nostre centrali, anche solo per fare le pulizie. Questo è quello che vogliamo vedere come posti di lavoro, questo è quello che vogliamo immaginare. Io credo che sia una stupidaggine una cosa del genere, perché abbiamo bisogno di altro, non abbiamo bisogno di centrali nucleari che non risolvono dei problemi che tra l'altro neppure ci sono, perché in termini di elettricità per ora siamo autosufficienti, risolverebbero solo una parte, perché poi le automobili funzionano mica ad energia nucleare, funzionano con il petrolio e quello lo dobbiamo sostituire. Allora tanto vale che iniziamo a pensare oggi alle alternative a tutto questo. Finirà il petrolio, avremo bisogno di usare metodi alternativi, per esempio l'elettricità, il fotovoltaico, tante cose di questo tipo. Possiamo investire, siamo una terra piccola, abbiamo tanto vento, tanto sole, non vedo perché dobbiamo per forza di cose inquinarla irreparabilmente con i nucleari. Grazie.